Premio Mimosa d'Oro 2012, siamo al numero 22, un'edizione importante, ma qual è il valore di questa iniziativa e che cosa rappresenta questo premio? È un messaggio che vogliamo lanciare soprattutto ai giovani e dire: queste donne che stasera sono qui con noi e che ricevono il premio e il riconoscimento sono un esempio per tutti voi. Loro ce l'hanno fatta, con impegno, tenacia e sacrificio potete farcela anche voi. Un evento che ogni anno porta ad Agrigento personalità di spicco sia nel settore dello spettacolo, della politica, che comunque circuitano ad Agrigento e non solo. Quest'anno chi saranno gli ospiti? Io, come ho detto, la manifestazione è rivolta ai giovani e quest'anno infatti il premio andrà alla maratoneta Anna Incerti, medaglia d'oro alle Olimpiadi, campionessa italiana, e alla ricercatrice Maria Lucia Marino, due ragazze infatti che con tenacia e con sacrificio ce l'hanno fatta. I riconoscimenti speciali vanno a donne altrettanto importanti per il nostro territorio. Abbiamo la presidente del CAV, che è Benedetta Dominici, alla presidente dell'AIDO, Paola Pisciotta, alla scrittrice Sara Favarò, alla missionaria Sor Marina Cuticchio e all'ingegnere Monreale Azzurra. Avremo anche con noi, alla quale daremo un riconoscimento alla carriera, a Sandra Milo. Avremo l'intrattenimento musicale che quest'anno sarà affidato a Ivana Spagna. Siamo al Palacongressi, non al Teatro Pirandello, quindi i posti ci sono. E siete invitati tutti a prescindere dall'invito, perché l'ingresso è libero ed è gradita la presenza di tutti. Vogliamo darvi un momento di gioia.